Buongiorno a tutti, eccomi qua. Era un pezzo che non ci vedevamo e quindi cosa? Un po' di notizie nuove. Ho messo i post per i casting e quindi ho visto che c'è stata una discreta parte di persone che hanno aderito, non come pensavo, però, giustamente lo chiedono chi vuole esserci. Io non dico che adesso tutti quelli che hanno comprato il libro devono fare il casting, però voglio precisare una cosa: priorità ai miei lettori, perché senza di loro questa cosa non sarebbe mai accaduta. Quindi è doveroso nei riguardi appunto di queste persone, che se nel caso avessero piacere di fare il casting per il film, il titolo sapete già, ma lo ripeto, Il Doge veneziano, e quindi è giusto che siano loro i primi a venire per questi provini. Allora, faccio una premessa: qui non si tratta del casting degli attori. Per quello che riguarda questo tipo di cose, c'è il regista, lo sceneggiatore, ma io credo più il regista. Quindi Giampaolo Manca non farà assolutamente il casting degli attori. Quindi, siccome sto ricevendo molte richieste, anche da attori, allora lo dico in diretta: Giampaolo Manca non farà nella più assoluta i casting degli attori. Giampaolo Manca farà il casting per le comparse, considerando qua cosa? Io abito a Venezia e quindi e chi più di me sa la storia, e quindi credo che sia opportuno che ci sia io, perché conosco gli ambienti e soprattutto conosco le persone, o quantomeno ricordo le persone che c'erano a quei tempi. Quindi ribadisco, io non farò assolutamente i casting per gli attori. Quindi gli attori, mi dispiace per loro, ma comunque guarda, lo dico subito in diretta: attori italiani non ce ne saranno. Ci sarà Diego Pagotto, che farà parte del cast, con mio figlio Armando. E poi ci potrà essere una nuova in tre. Io parlo di una donna, ma non voglio dire il nome, anche perché dobbiamo parlare insieme, anche se già ho parlato con lei, però è giusto che ne parli, e che ne parli anche col produttore, che, appunto, che anche lui è quello che decide. Quindi cosa dirvi? Il casting si farà a Mestre in 3 giorni. Inizieremo probabilmente alle 10 di mattina, faremo 2 orari, dalle 10 all'1:30 e dalle 3 alle 6, quindi daremo modo alle persone che vadano a mangiare. Allora, chi farà la comparsa, come voi sapete, verrà pagato. Quindi, se si tratta dei miei lettori, è una sorta di restituisco i soldi del libro, perché verranno pagati e quindi il libro verrà risarcito, per modo di dire. Ma so con certezza che chi l'ha acquistato l'ha fatto non solo per curiosità, ma anche a fini di bene. Voi sapete benissimo a cosa è legato il libro. Allora, ecco, parlo del secondo libro, dai, così è giusto che lo dica. Con il secondo libro potrei recare, tra virgolette, un danno al film. Quindi presumo che il secondo libro, uscirà a gennaio. Ecco, perché c'è molta gente che mi chiede il secondo libro, però già da ora dico il libro uscirà a gennaio. Io sono contentissimo di tutto quello che sta accadendo, stiamo lavorando freneticamente per le location. A novembre inizieremo appunto con le location a Venezia. Il film sarà girato a Venezia. Certamente qualche ripresa verrà fatta anche in terraferma. Per quanto riguarda le scene all'estero, in questo caso in Europa e poi in Sud America, si arrangeranno chi di dovere, insomma. Io non ci andrò. Vi dico altro: siamo alla Mostra del Cinema di Roma. Abbiamo un incontro importantissimo. Io qualcosa già ho detto, però dobbiamo definire le cose e pertanto
L'ufficialità non c'è stata da parte del gruppo, però speriamo che vada tutto bene e che vada in porto questa grande, grande cosa. Gli attori, eh sì, gli attori sono tutti quanti internazionali, degli americani, degli inglesi e probabilmente un francese. Donne bellissime, come lo era e lo è ancora Manuela, appunto, chi interpreterà il ruolo di Manuela, meno bello chi interpreterà il ruolo di Giampaolo Manga, alias il Doge. Ribadisco, io non sono la persona adatta, nemmeno qualificata per fare i casting per gli attori, ma che si mettono il cuore in pace, tra virgolette, naturalmente, con tutto rispetto, che di attori italiani nel mio film non ci saranno. Vado distinto, non ha nulla a che vedere con il film Faccia d'Angelo. Quello è stato un film che, secondo il mio punto di vista, anche se in 10 milioni non l'ho visto, a me non è piaciuto, un film allo sparagno, diciamo, girato in Slovenia, insomma, ragazzi, non si può. Io girerò in Venezia, la mia città, la nostra meravigliosa città. Quindi non si baderà a spese, c'è un budget importantissimo, grandi finanziatori, e questo dobbiamo dirlo, dobbiamo ringraziare lui che ha creduto al progetto, alla storia. Lui mi ha fatto la corte già da febbraio, è venuto da Parigi per me, e quindi è stato il primo e ha messo in moto tutto sto casino, perché io sinceramente non me l'aspettavo, in un certo senso. Cosa vuoi? Io non pensavo facessero addirittura un film su di me. Però è un dato di fatto, il libro è andato benissimo, sta andando ancora bene, ma se lo comprate, fate un'opera pia, sapete che i soldi servono per la struttura dei bambini e quindi acquistatelo in Amazon Libri, nel mio sito giampaolomanca.com, Amazon Libri Italia, e anche per l'Europa e anche per l'America. Che dirvi ancora? Ci sono tantissime presentazioni in questi mesi, poi dovrò fermarmi perché devo andare in Sardegna, farò una presentazione importantissima a Sassari, poi dovrò andare a Firenze, a Roma come vi ho detto, e poi a dicembre, sì ragazzi, vado in Russia. Vado in Russia perché anche la Russia ha scoperto Giampaolo Manca. Hanno saputo della mia storia, ho parlato con il presidente di questa azienda importantissima di Mosca e mi ha proposto certe cose. Faranno un libro fotografico e poi il mio libro, che voglio ricordare a tutti, All'inferno in ritorno, 36 anni senza libertà, è tradotto in Russia. Quindi faranno grande pubblicità e io arriverò nel paese moscovita con la mia famiglia per il lancio del libro, presumo verso il 15 di dicembre. Che dirvi ragazzi, io non smetterò mai di ringraziarvi dal profondo del cuore. Tutto quello che è accaduto è solo, esclusivamente per merito vostro. Io ho scritto la mia storia e l'ho scritta anche male, però l'ho scritta. Quindi che dirvi, vi sarò sempre, eternamente grati. Vorrei citare qualche nome. Allora, la mia amica Lalla. Intanto, ciao Lalla e ciao Annalisa. Queste due ragazze sono state le prime che hanno creduto in me. E l'altro giorno in un post di Facebook hanno detto, caspita, adesso vogliono fare tutti i casting. Hai ragione Lalla, prendo atto di questa cosa. Molte persone che non mi conoscono, tutto d'un colpo arrivano, ma sarebbe questo e quell'altro. Allora, a me non piacciono queste cose. Sì, è giusto, perché se uno fa un lavoro del genere è giusto che si proponga, però ora tutte queste lodi, eccetera, eccetera, e diciamola francamente, guardatemi, ho 65 anni e molte donne, molte, dico molte, sono interessate a me, ma io dico a loro, carissime,
ragazze, io capisco, non sono nato ieri, ma a prescindere, anche se fosse un reale interesse, voi sapete che il mio cuore è di Lamberti Manuela, la Manu, la donna della mia vita, la quale mi ha dato Armando, la donna che finirà di vivere, ecco il telefonino WhatsApp che rompe le scatole, che mi ha dato un figlio Armando, e quindi, signori, qui l'ho detto e qui non lo nego, fino a che io vivrò, il mio cuore sarà sempre, sempre, sempre della Manu. Quindi, come possiamo dirgli, queste, no, non mi piace, non mi sono mai piaciute e mai accetterò queste cose. Cosa posso dirvi ancora? Vi ringrazio, io leggo qui, quando uscirà questo film? Oscar R. Sinon Oscar, il film uscirà alla Mostra del Cinema di Venezia, agosto 2020. Teo Bazzo, buongiorno, quando uscirà il film? Lo dico anche a lei, uscirà ad agosto 2020. Però, signori, è più forte di me. Vedo molti profili senza le foto. Ma scusate, ma siete così brutti da non farvi vedere? E non è quello. Io non capisco. Io mi son messo, ho mostrato questo brutto faccione e non capisco perché le persone non si... che di cosa hanno paura. Allora, Oscar R, grazie Giampaolo, grazie a te Oscar. Alessandro Nespolo, buona domenica, Vecchio. Anche a te, anche a te. Teo Bazzo, ancora anche lui. Michele Giuseppe Rondino, buongiorno Giada, per Michele, non sono un mito Giada, sono una persona normalissima che dà tutto per questo progetto e quindi lo faccio con il cuore, lo sapete, non vedo l'ora che iniziano i lavori nella struttura, 50.000 metri di terra, 50.000, non so se mi spiego, un paradiso farò, un paradiso. Alessandro Nespolo, buona domenica. Sergio J, ciao, vorrei partecipare per i provini da comparsa, come si partecipa? Intanto, buongiorno Sergio, quando sarà il momento metteremo le locandine in tutto, sì, diciamo, no, nella regione, no, regione no, troppo grande, penso nel Veneto, nella provincia, e quindi lo saprete. Fabrizio Maccioni, saluti dalla... Aio! Grande, grande mio paesano. Allora Sergio, prossimamente sarò a Sassari e poi vengo a Olbia. Allora, ho contattato le messaggerie sarde, i quali venderanno il mio libro dal lunedì della prossima settimana, cioè il 7, e probabilmente daremo l'esclusiva a loro perché hanno creduto in me, hanno creduto in storia e non vedo l'ora di venire, Fabrizio, e mi raccomando, preparami Canonau, pecorino sardo, e i dolcetti sardi. La connessione instabile, attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Io sono qui, non mi muovo, sono precisamente 13 minuti e 32 secondi che hablo, che parlo. Andrea Fiori, buona domenica, Giampaolo, a te Emanuela. Grazie infinite Andrea, grazie. Un bacione anche a te. Io non scrivo niente qui sotto, cosa volete che scriva? Tanto lo sto dicendo a voce e quindi non vedo molte persone, come mai? Ah, Teo Bazzo, buono il pecorino, è certo che è buono, se poi quello sardo è ancora meglio. Voglio mangiare il malureddu, Fabrizio sa di cosa sto parlando, io non vengo in Sardegna dal 1961, 61, 62, immaginate voi che grande piacere avrò, voi sapete che mio padre era sardo, ho ancora i cugini, gli zii in Sardegna, quindi vengo presto e quindi grande festa, grande festa. Dunque, ragazzi, penso che vi ho detto tutto. Allora, per concludere, i casting si faranno in terraferma perché Venezia è un po' statica, nel senso che diamo più opportunità, i veneziani possono venire, tanto non è lontano, pertanto se hanno piacere di venire verranno dove ci saremo. Quindi daremo priorità anche alla terraferma.
I nostri amici veneziani poi, se vogliono essere coinvolti nella cosa, sono certo verranno sicuramente. Che dirvi, il mio libro è ancora acquistabile, voglio ricordarvi che si può acquistare in Amazon Libri. A proposito, nel mio post ho scritto questo: escamotage, escamotage. Chi verrà, venga con il libro che ha acquistato. Certamente ci sarà il nome, la dedica della persona che si porrà per fare il casting, ok? Però sappiate che io ne so 2 o 3 più del diavolo. Se venite con il libro che qualcuno vi ha prestato, non venite proprio. Perché è un'offesa al progetto benefico, ma è anche un'offesa alla mia limitata intelligenza, voglio far precisare. Però, insomma, non è che sia proprio un tonto. Quindi venite al casting col mio libro, il mio libro che avete acquistato da me o che avete acquistato in Amazon o che avete acquistato eccetera, eccetera. Ma deve essere il libro che ho venduto io a voi. Pertanto, non usate escamotage, perché io non vi metto nella lista, ok? Ribadisco, priorità a chi ha acquistato il libro, perché grazie a quelli che hanno acquistato il libro siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui con questo enorme successo, questo film. Poi vi annuncio un'altra cosa, e dopo del film ci sarà la serie. Sì, certo, c'è la serie, perché lo sceneggiatore ha deciso che ci sarà anche la serie. Stiamo cercando di capire, anzi loro, a chi venderla. Naturalmente parliamo sempre all'estero. In Italia, nada, non ce ne frega niente. Signori, che dirvi? Vi auguro una buona domenica da parte mia. La peara, Teo Boazzo, la peara solo con la lingua. La peara solo con la lingua. Gentilmente mi puoi dire, Teo Bazzo, la peara solo con la lingua, cos'è? Peara. Deve essere una ricetta, però mi ricordo, oh, il mio pirata, amore mio, non farmi più quelle domande che mi hai chiesto se io ci sarò. Tu sei un volpino, come può mancare il mio pirata? Con quella troncia, traduco, con quella faccia che ti ritrovi, vuoi non essere nel mio libro, nel mio film? Ma non scherziamo, ma scherziamo. E tu sei il primo, tu sarai il primo. Anzi, mi farei la guardia del corpo quel giorno, tanto per. Allora, Oscar R sarà un film? No, una serie. È un film, ragazzi, sarà un film internazionale, con attori internazionali, e poi dopo il film ci sarà la serie. Quindi ribadisco, Oscar R sarà un film vero e proprio, che porteremo alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, precisamente in agosto, 27, 28, 29, e poi dopo il film ci sarà la serie, perché i libri hanno molte cose, e quindi hanno deciso di fare anche la serie. Oscar R. Urca. Ah, ok, ho capito. Oscar, però non mi hai detto cos'è come si chiama qua. Bianco Danny, cioè parlando della serie. Sì, cioè parlando della serie. Allora sì, ribadisco, ci sarà la serie dopo del film, il Doge veneziano. Però c'è quello lì che mi ha chiesto la peara solo con la lingua. E mi vuoi spiegare, Teo Bazzo, cos'è sta peara? Pearà, aspetta, la pearà, quindi con l'accento sopra la pearà. La pearà a Venezia vuol dire la peli, la sbucci. La pearà è un piatto tipico. Oh, grazie Teo, così capivo. Veronese, forse a Venezia non si fa. Sì, è a pearà, forse mi pare qualcosa, ma in questo momento non mi dice niente. Poi c'è la Roberta, buona domenica Giampaolo, c'è Roberta Boccalò, bacione anche a te. E poi dunque, anche tu lo sai, lo sappiamo in due. Forse io e te e basta, che sarà un successone.
ma prevedo che lo sarà. Gli attori sono strepitosi, sono meravigliosi, grandissimi, di primo livello. Ce n'è uno, ragazzi, ma non lo voglio dire io, non è mio compito. Allora, correttamente Pevarada, Giuliano Carlesco dice correttamente Pevarada. Beh, adesso è Pevarada, me podría pensare che sia Pevare. Allora, la peara è una specialità veronese, una purea fatta con il midollo che accompagna il bollito. Mamma mia, che buona, oh! Egidio, e te lo meriti con tutto il cuore? No, io non mi merito niente, Egidio. Sai chi lo merita? Quei bambini che hanno bisogno di noi. Loro lo meritano. Per loro dobbiamo farlo, non per me o per gli altri. Dobbiamo farlo solo ed esclusivamente per loro. E io sono orgoglioso, sono fiero di aver contribuito in questo. Il mio cuore batte per loro. Faremo grandi cose, dai, grandi, grandi, grandi. Adesso c'è anche il film, altri soldi che entrano. A proposito, io vi faccio una proposta. Intanto dico a tutti, per favore e per favore, 3 volte, iscrivetevi al mio canale YouTube, Giampaolo Manca. Perché? Non faccio più video. Sto scherzando, i video li faccio perché è un'occasione per parlare con voi e pertanto li faccio. Però iscrivetevi. Allora, scusate ragazzi, c'ho 3 o 4 pagine, siamo a 10, 15, 20.000 persone sono iscritte. Sti 20.000 sarebbe bello che fossero anche loro iscritti al mio canale YouTube. E quindi non siamo a grandi cifre oggi, siamo a 2002, è pochino ragazzi. Quindi vi esorto ancora, iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, non si paga nada, non si paga niente. E anzi, andate nel mio sito, andate a trovarlo che vi aspetta. Poi chi vuole può comprare anche il libro dal mio sito, se vuole. Se non lo vuole non viene a fare i casti. No, sto scherzando assolutamente. Chi vuole venga, chi vuole compri il libro. Io non chiedo nulla, nel senso dovete fare come il vostro cuore vi dice. Se volete comprare il libro lo comprate, se non lo volete non ve ne frega niente, non c'è problema, vi guardate canale 5, Striscia la notizia, e quindi cosa? Sono 22 minuti e 54 secondi che parlo. Probabilmente Bianco Danny, ma come attori ci sono Kim Rossi. Uè, guarda, come ti chiami tu? Bianco Dennis. Te lo dico una volta per tutto, ma con tutto l'amore che ho verso di te, anche se non ti conosco. Io non voglio assolutamente denigrare o non dare importanza al cinema italiano, per l'amor di Dio, assolutamente. Ci sono dei buoni attori, ma io ho optato insieme al mio produttore che questo è un film internazionale. Quindi gli attori saranno tutti internazionali, parleranno in inglese, beh, è normale, e quindi sto Rossi Stewart, Favino, che io non so nemmeno chi è, non lo so. Dunque, DJ Rossetto. Ciao Giampaolo, stai facendo la strada giusta, continua così, buona domenica. Grazie DJ Rossetto, un bacione anche a te. Allora, ma ogni tanto parli tuo veneziano. Andrea Fiori, ti vuoi che parla veneziano? Ecco qua, parlami veneziano. Mieti però, sarebbe bello che mi rispondessi anche tu in veneziano. Ma verrà un giorno che faremo una conferenza stampa, video, che vi possa sentire anch'io. Niente, siamo qua, giornata brutta, che c'è un sacco di nuvole, sta arrivando un po' il freddo, io poi che sono freddoloso, comunque dai, abbiamo avuto una stagione molto calda e quindi ci dimentichiamo i 42, i 43 gradi, quindi dai, un maglione in più, una coperta in più, come chi dice a Venezia, e se convergemo, no? Dunque, Roberta Boccaon, fatto, ma ogni tanto parli tu e ne sa, sarà fatto. Fabrizio Maccioni, verrai a Cagliari? Certo che vengo a Cagliari, vuoi che non venga? Ma stai scherzando? Ma fantasioso, ma ora sei un buono? Questa secondo me è una domanda da deficiente, lo dico in diretta. Ma che discorsi sono questi? Ma tu, fantasioso, da quanto è che mi segui? Vabbè, a parte che se ti rispondo ti do importanza.
Quindi uno che fa una cosa, io capisco che magari tu intervieni perché vuoi, non so, vuoi criticare, vuoi accendere la miccia, però ti dico, sai cosa fantasioso? Nemmeno ti rispondo, non ne vale la pena. Rispondo a Alessandro Scottà: salve Giampaolo, so che deve arrivarmi il suo libro firmato, l'amorosa glielo ha ordinato, scusami, tramite Instagram. Non vedo l'ora che arrivi. L'ho spedito, me lo ricordo. Sì, sì, Alessandro, non ti preoccupare. Il dialetto è il migliore, sì, è vero. Sono attori di alto livello, Favino, Stewart, tanta roba. E se ti dico Kevin Costner? E se ti dico... Mi fermo qui, dai, non posso dirlo. Ti ripeto, Favino, bravissimo, Stewart, tanta roba, ma signori, è un'altra... Qui parliamo dell'Accademia, ragazzi. Qui parliamo di Hollywood. Allora come ve lo devo dire? Come ve lo devo spiegare? Qui parliamo di attori che vengono da Hollywood, cioè grandi, grandissimi, persone che hanno vinto l'Oscar 2, 3, 4 volte. Un sceneggiatore che ha vinto, sceneggiatore, scenografo, che ha vinto 5 Oscar, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sono pochi? Ma vi ripeto, non voglio sputare addosso il cinema italiano. Abbiamo ritenuto che il film Il Doge Veneziano fosse un film a livello internazionale e quindi non è appunto una fiction e pertanto riteniamo, io per primo, perché l'ho detto io al mio produttore che ricordo il suo nome, Francesco Di Silvio, ho detto il film deve andare in tutto il mondo, se dobbiamo fare un film per l'Italia non me ne frega proprio niente. Ecco qua. E così è stato. Di Silvio Francesco, grandi, grandi agganci con Hollywood, America, lui è sempre lì, è più in America che a Parigi, perché chi lo segue, Francesco, vede che come minimo 3 volte alla settimana, 3 volte al mese, è sempre in America, a New York, a Little Italy, come lui ama dire, col suo amico Bob, e lo diciamo chi è? Robert De Niro, grande amico di Francesco Di Silvio, e quindi cosa? E quindi cosa? Siamo zitti. Oscar è un nome solo di un'attrice femminile. Un nome solo? Allora, ci sarà Elizabeth, mannaggia la miseria. Ragazzi, vi chiedo scusa, io non parlo inglese. Questa qui ha fatto... Harley. Ecco, mio figlio è Elizabeth Harley. Ecco, così tanto per... Lei mi pare sia inglese. Ok, intendo dire che in questi generi i film sono i migliori in Italia, non è vero niente. Hanno fatto Valantasca, sì, certo, hanno fatto Mio amico Renato, perché no? Romanzo criminale, Il traditore, eccetera. Comunque, non vedo l'ora che esca il film. Sì, ma però, sì, sì, è vero, hai ragione, Bianco, hai ragione. Questi generi di film in Italia si sono fatti, si faranno sempre, però diciamolo francamente, i gangster move, come parlo forbito inglese, i gangster move ce li hanno insegnati gli americani. Quindi andiamo in terra americana e loro ci insegneranno. Oddio. Allora, in Italia la piovra, Erosi Abbatte, e Il traditore. Io di Renato parlo solo che bene perché è un mio caro amico, sì, intendo Renato Valanzasca, e quindi però poteva essere meglio il film, ma ciò non toglie che Stewart è stato bravino. Poi parliamo di Faccia d'Angelo. Vogliamo parlare di quel film? Ah, pietà, ragazzi. Girato in Slovenia, siamo in Veneziano con 300.000 lire, siamo scappati con la cassa e qualche attore ha dovuto sudare per avere i soldi, e quindi posso dirlo, una cagata. Quelli non sono film, non sono film. A me non piacciono. Campolongo Maggiore, in Slovenia era Campolongo Maggiore, solo una ripresa a Venezia, quella del casino, e basta. Quindi, no, no, no. Qui dobbiamo fare i film dove effettivamente le cose sono accadute, ma non in Slovenia. E le cose sì, accadute a Venezia. Bisogna farlo a Venezia, o no? Detto questo, c'è De Niro? No, 6 anni. E quindi nella mia storia persone di quell'età non ce ne sono state, o quantomeno no, De Niro non c'è,
Però De Niro in qualche modo ci sarà, lo dirà lui a tempo e debito. Io intanto al 20 vado a mangiare, al 20 o il 21 vado a mangiare con lui. Bella paiata. E poi insomma dai, e poi vedremo. Avrai una piccola parte nel film, certamente ci saranno 2 camei, l'inizio e la fine. Ci sarò anch'io, me l'hanno chiesto, lo farò volentieri, non mi perderò certamente. Faccia d'angelo non corrispondeva proprio alla realtà, c'era anche molta fantasia. Sì, sì, è vero, tante vi spiego un pochino io. Hanno chiesto a noi, purtroppo di quella come la possiamo chiamare, di quella cosa, il permesso di intervistarci, di mettere i nostri nomi, nessuno di noi ha messo la firma e quindi cosa? Si sono basati sui processi e i processi non sempre sono la verità e quindi hanno fatto questa cosa. Giovanni Migliardi, il camorrista diventato internazionale con Gian Maria Volonté. Allora, Giuseppe Tornatore è un grande, certamente. Gian Maria Volonté, ma perdonatemi, parliamo degli anni che furono. Gian Maria Volonté, io me lo ricordo, è morto. Il camorrista, tu parli di quello di Cutolo? Giuseppe Rendino, se ci sono attori di quel calibro significa che il regista è famoso. Famoso, famosissimo, ragazzi. E anche lui è straniero. Bianco Deni, ok, grande, speriamo che faccia molto successo e che la serie sia un grande successo. Io credo proprio di sì. E il tuo Armando ci sarà? Certo che ci sarà. Mio figlio farà l'attore, certo, mio figlio farà l'attore, se lo merita, ha le capacità per farlo e vi dirò di più, farà la guardia del corpo del Doge e quindi tutti son serviti. Ai denigratori, agli stronzi che hanno detto in giro che non era vero nulla. Invece signori, rodete, invidiosi, il film c'è, ci sarà e faremo grandi cose per merito del film. E Armando diventerà una stella, mio figlio. Sì, diventerà una stella. Quindi, come dire, questo rospo, per chi non ci vuole bene, se lo ingoia interamente. E anche la rana, se non basta il rospo. Dunque, il tuo Armando, cioè Oscar, avevate contatti con la banda del Mañana? E che domande mi fai, Guaglio? E Guaglio, che domande mi fai? Comunque il libro, sì, tu, allora, Oscar R. Gentilmente, mai comprato il mio libro? Me lo potresti dire? Teo Bazzo, più le cose sono grandi e più grande l'invidia. Sì, ma a essere invidiosi, di cosa? Scusate, di cosa? Di aprire una struttura per i bambini poveri, le loro mamme, aiutare i bambini autistici, aiutare le famiglie di bambini autistici. Ma invidia di che? Ma di cosa? Ma bisogna essere cattivi di animo, sporchi dentro, per essere invidiosi di queste cose. Perché faremo un film? Ma signori, dopo del film, arrivederci e buonasera, cioè non è che noi viviamo per questo film. Il film va, il film resta e va e viene, ma i bambini ragazzi, ma dobbiamo pensare a loro e basta. L'invidia. Chi ha invidia in questa cosa è veramente è marcio dentro, è marcio, perché i bambini, gli anziani, le persone malate si devono supportare, si devono aiutare. Ma come lo devo dire? Sì, lo dico io, un ex disgraziato, lo dico io. E che caspita. E quindi l'invidia, mamma mia, guarda, vorrei dirne un sacco di parolacce. Salvatore Mazzitelli, no, l'invidia è sinonimo di infamità. Bravo Salvatore, grazie. Un bacione, un bacione. Grazie Salvatore che hai detto questa cosa. Le persone si fermano solo a ciò che vedono, purtroppo. Hai ragione Teo, hai ragione. Allora, su Amazon mi arriva martedì. Oscar R. Ecco, vedi, allora tu non l'hai letto. Quando lo leggerai capirai bene. Intanto ti ringrazio che l'hai comprato. Grazie, grazie Oscar. Io sono stato sfortunato perché il mio avvocato si chiamava Massimo Della Ah, Salvatore, mannaggia a te lo dico in napoletano. Bellissima questa cosa. Sta battuta che non la conoscevo. Bella, bella, bella. Se mi dai l'indirizzo di Massimo Della Pena, se magari c'ho qualche processino piccolo, mi faccio difendere da lui così prendo l'ergastolo.
Comunque bella questa belle queste dirette con il pubblico, spero ne farai altre, ma sì, le faccio sempre io. Sai cosa, che ho tante cose da fare, c'ho le presentazioni, vado di qua e vado di là. E quindi vorrei stare tutto il giorno io qui con voi, perché intanto mi date soddisfazione se ci siete, perché se no mi sembra di parlare con un muro. Sì, poi metto YouTube e poi dopo magari voi lo guardate, però se siamo in diretta, è più bello, certamente che è più bello. Allora, dirette così dovresti farne di più. Vabbè, ti prometto, Teo, che le farò, però tieni presente che sono full, come il Doge full. Per chi ha visto il Veneto imbruttito, che saluto i ragazzi, ciao Andrea, ciao Paolo, grandi amici, favolosi. Voglio ricordare il 6 settembre 2018 abbiamo fatto l'intervista, e che intervista, grande Andrea, professionista. Però è un po' birichino perché è un pezzo che non mi telefona. Comunque Andrea, capisco che hai tante cose, quando vuoi mi telefoni, mi piacerebbe rivederti e perché no, fare un'altra intervista, perché no? Sono diventato un VIPs. Ma che VIPs, ragazzi, VIPs. E dove stanno sti VIPs? Quindi no, mi farebbe piacere che veramente Andrea, non mi ricordo il cognome, Ronchino, mi telefonasse e ci incontriamo e facciamo qualcosa assieme ancora, dai. Prima del film magari Andrea, che ne dici? Ti invito io, vieni al Lido, vieni all'Eccelsior, mi intervisti come amici, come dei due fratellini, disgraziato. Quella sorpresa, ti ricordi prima non mi fidavo di te, non mi fidavo di te. Salami, sorprese e questo e quell'altro. Era più forte di me. I miei amici americani mi dicevano: Giampaolo, ma sei impazzito? Ma tu vai lì a questi qua, ma questi qua ti prendono per il culo. Perché mi devono prendere per il culo? Non vedo. Insomma, dai, mi sono fidato e ho fatto bene. Ho fatto bene perché sentivo che Andrea è una persona onesta, un grande giornalista, perché ribadisco, lui è un grande giornalista, veramente, farà molta strada. Non a piedi, Andrea, qua è macchina magari. Bianco Deni, comunque a ogni intervista che hai fatto vedevo la verità nei tuoi occhi, invece Maniero ha nascosto tante cose. Ma perché parliamo di lui oggi? Ma è una bella giornata, bella no. Parliamo dei nostri progetti, parliamo delle cose buone, e poi di lui non c'è motivo. Io lancio la sfida, signor Saviano, facciamo un bel confronto? Io sono disponibile. L'ho detto altre volte, signor Saviano, io voglio fare un confronto col signor Maniero. Voi sapete benissimo che io non ho più nulla contro di lui, lo ribadisco, lo facciamo, ne parliamo, perché sempre le solite campane, sarebbe bello sentire anche gli altri, perché sennò è troppo facile. Il diritto di replica non c'è per Giampaolo Manca. Datemi questa possibilità, io sono pronto, non c'è problema, senza rancori, senza parolacce, ma a parte che io non sono il tipo che dice le parolacce fino a che non mi offendano, se no un disgraziato mi scappa. Allora, comunque ogni intervista ha fatto vedere, avresti mai pensato che dopo aver pagato il conto saresti diventato così popolare addirittura con un libro e un film? Come ti senti? No, signori, io ero già popolare, ma nel male. Perché di me scrivono dal 1971, di Ruffa o de Raffa, il Gazettin e a Nuova Venezia è mio. Perché senza di me e di qualche amico, e a Nuova Venezia il Gazettin cosa scriveva? Che era qua alta. Quindi, comunque sia, famosi, tra virgolette, lo eravamo. No, questa cosa è meravigliosa perché capisco che io devo essere visibile a molti, perché il mio progetto lo devono conoscere tutti. E quindi ritorno a quello che mi hai chiesto, dunque, perché replica non ha parlato di te Saviano? Perché replica non ha parlato di te Saviano? No, fantasioso. Io non sto dicendo che ha parlato di me Saviano, io mi propongo a Saviano, facciamo una bella intervista, noi due, non con Saviano, io e Felice Maniero. Dov'è il problema? Assolutamente non c'è un problema. Biondino, come il famoso c'era una volta in America, si potrebbe intitolare lungo il corso del Brenta? Assolutamente no. Io del Brenta non so cosa dire, cioè non è che non so cosa dire,
il Brintas è il Brune, Venezia è Venezia. Certamente, se tu ti ricordi, e ti ringrazio, c'era una volta in America, saremo all'Hotel Excelsior, quello è vero. Se voi vi ricordate, c'è stata la scena quando Robert De Niro si è messo a ballare in quel salone, lì era l'Hotel Excelsior. Questa volta però andremo all'Hotel Excelsior a fare le riprese, quello è sicuro, ma di notte. Perché di notte? Perché di notte, molti anni fa, ci hanno fatto un prestito, quindi andremo sicuramente all'Excelsior. Michele Nardino come il famoso C'era una volta. Beh, quel film è stato eccezionale, meraviglioso, è la storia del cinema mondiale. Veneto imbruttito al top, visto anche quella intervista, una delle più belle interviste, peccato troppo breve. Sì, sì, però sai, non è che si può stare 7-8 ore. L'intervista era molto più lunga, anche la Rai siamo stati quasi un giorno a parlare, quindi, e poi si è ridotta in 7 minuti e 10 secondi, quindi tagliano tantissimo, tantissimo. Allora, avessi mai pensato, l'ho già letto, come il famoso C'era una volta in Maelfi, che non so cosa sia. Già, hai ragione, devi solo contattarlo. Perché replica? Non ha parlato? Michele, come il famoso. Allora, ragazzi, se non c'è più nessuno che mi fa domande, comunque Giampaolo vorrei molto intervistarti. E chi sei, Bianco Dennis? Se mi dici chi sei, perché no? Io ti do l'intervista, assolutamente sì. Mi spieghi chi sei? Sai, non mi vergogno, ho rapinato qualche banca senza fare male a nessuno. Le banche quando entri ti fanno loro le rapine legalizzate. L'importante è non toccare mai le persone oneste. Bravo Salvatore, bravo, bravo, bravo. L'ho detto anch'io sempre. Quando io facevo le rapine in banca con i miei amici, e io la prima cosa salvaguardavo l'incolumità dei clienti e ricordo che molte volte dicevo alla signora, al signore, alla persona anziana, gentilmente faccia il deposito, li metta, dicevo ai cassieri, gentilmente registri i soldi che il signore ha versato. Una volta che facevano questo, allora prendevamo i soldi, ma se non lo facevano, assolutamente i soldi rimanevano nelle tasche, nelle borsette delle persone. Ma stiamo scherzando? Non esiste proprio. Rapine legalizzate? Certo che sì. Claro che sì. E tu optavi per le poste. Vabbè, insomma, disgraziato, però purtroppo anch'io l'ho fatto, non voglio enfatizzare l'accaduto, è vero, l'ho fatto anch'io, pur sapendo che poi la pensione veniva assolutamente data, c'è l'assicurazione, quindi. Comunque ho ordinato il tuo libro, Bianco Dennis. Però Bianco, mi dici chi sei, se vuoi dirmelo, naturalmente. Una mia amica mi raccontava che uno che faceva rapine lasciava sempre una rosa rossa per il disturbo alla cassiera. Realtà o leggenda? No, no, è vero, è vero, è vero. Più di qualcuno l'ha fatto. Sì, è vero, è vero. Non dico io che gli portavo il caffè, ma poco ci mancava. No, insomma, dai, quando si facevano queste azioni era giusto tutelare tutti, anche i cassieri, i direttori lo stesso. Perché far del male gratuitamente? Noi andavamo lì esclusivamente per rubare alle banche, non per far del male alle persone. Chi era lì che portava i soldi e sia chi lavorava. Quindi non è un vanto, però è un dato di fatto, ne ho fatte tantissime, centinaia, e quindi era giusto comportarsi in un certo modo. Paolo Dalla Val Paolo Dalle Vacche. Mi sono perso l'inizio. Ghese De Niro? No, De Niro no Ghese, perché De Niro ha 76 anni. Però De Niro in qualche modo c'è. Lo sapremo al momento opportuno. Non può esserci 76 anni. Adesso l'ultimo film che ha fatto, che anzi io andrò a vederla prima a Roma, lì Nexit mi pare, o Nexit mi pare così, sì. Hanno speso mi pare 17-18 milioni di dollari per farli diventare un po' giovani. Quindi Robert è Robert, è la storia del cinema, ragazzi. È un'icona, è una cosa pazzesca. Però credo che o fa altre parti, ma ormai poi insomma dai, lui la storia. Dire Robert De Niro vuol dire il massimo. Lui è il cinema, lui è Hollywood. Quindi ho detto Hollywood, ho detto tutto. Bianco Dennis, Padova. Ah, ciao Bianco, ciao. Ma tu cosa fai nella vita? Fai il giornalista? Bianco Dennis. Non mi ricordo di questo cognome. Teo Bazzo. Da adolescente ho rubato una cioccolata in un supermercato. Uscito ho preso la bici e sono caduto di brutto.
Da quel giorno non ho toccato più nulla. Meno male, beato te, beato te. Io andavo alla Standa a rubare i palloni di cuoio, 1962. E io e mio fratello Fabio, disgraziati, prendevamo il pallone e palleggiavamo nel pavimento, no? Tum, 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 a Venezia. E con sto palleggio arrivavamo alla porta e poi via col pallone sotto braccio. Ecco, era meglio che cadessi e forse anch'io non avrei intrapreso quella strada maledetta. Allora, il Joker De Niro ha interpretato la parte di un presentatore televisivo in tutto 10 minuti al massimo. Si tratta del film che ha vinto a Cannes. Sì, sì, io conosco Joker, quel film famosissimo, è venuto a Venezia, e mi piacerebbe che qualcuno di voi mi dicesse: vi è piaciuto il film Joker? Ho fatto anche una mezza musichetta. 46 minuti che parlo, ragazzi. Il Joker, Salvatore, vieni in Calabria. Ma compare, mannaia, ma vuoi che non venga? Anche perché mi prepari l'anduia, scusate, Allora, Salvatore, mi prepari l'anduia a soppressata e io vengo. Io ho molti amici calabresi nel mio tour carcerario, lunghissimo, ne ho conosciuti tantissimi, è un popolo meraviglioso. Questa non è una sviolinata, come qualcuno potrebbe pensare. Io amo la Calabria, sono stato in carcere a Palmi e quindi Tropea, a sei di Tropea, e io a Tropea ho un grande amico che era con me a Palmi, e a Palmi non ero in albergo ma ero in quel posto lì. Certo che vengo. Tropea è stupenda, bellissima, meravigliosa. Allora, fantasia, ora non ti... Fantasioso, ma ora non si riesce più a fare la pinibacca. Allora, Fantasioso, o stai facendo apposta, mi stai stuzzicando, ma mi puoi fare queste domande? Fantasioso, sei veramente fantasioso. Mi chiedi a me, un ex galeotto, che mi dici, ma ora non si riesce più a fare la pinibacca. Ma scusa, e perché me lo chiedi a me? Perché, scusa, ti pare domande da persona che abbia un po' sensata? Dai, per l'amor di Dio, va. Michelangelo, sì, è un capolavoro per sclerosi. Il Joker diverso dai filmetto Marvel dei supereroi. Esprime il scatto di un personaggio violentato dalla società. Sì, questo è vero, è vero. Bianco Danny, però mi interessa conoscere le storie. Vabbè, ma mi vuoi intervistare Bianco? Anzi, Danny, scusa. Io al 14 bis il prete mi fregava, mi vendeva la famiglia cristiana più del tuo favoloso. Allora, bello Salvatore, che stupendo. Ah, sei stato col 14 bis. Hai fatto le marachelle allora. Il prete mi fregava, mi vendeva la famiglia cristiana più del tuo favoloso libro. Che bella questa qui, che bella. Salvatore, posso sapere, se vuoi dirmelo, naturalmente, in quale alloggio eri? Chiedo scusa. Vabbè, dai, chiedevi ancora. Penso che 48 minuti e 28 secondi sono veramente troppi. No, troppi, vi ripeto, starei qui tutto il giorno, però capisco che anche la gente si può anche rompere. Voglio ricordarvi allora, ribadisco, io non farò e non posso fare il casting agli attori, non ho le qualità e non è compito mio. Però io e il mio staff faremo il casting alle comparse, considerando che sono di Venezia, considerando che gran parte del film Novate, Vasto, San Vittore, Busto, eccetera, eccetera. Complimenti, voglio. Compare, complimenti. Dai, scusa Paolo, so veneto come ti scherzo, ma non puoi scherzare, mi domandi che adesso è rapine se fa o non si fa, ma sono domande da fare, dai. Allora, visto che si dice veneto come dei che ti scherzi, non scherziamo più perché non sono scherzi, ricordati. La gente può pensare che mando dei messaggi alquanto criptati, no? Nel senso che io ti rispondo, magari ti dico no, non si possono più fare perché non ci sono più soldi, eccetera, eccetera. Ara manca, comincia di nuovo, ancora quella testa. Quindi posso mai risponderti a una domanda? Ma i rapine si può ancora fare, eccetera, eccetera. Fantasioso, dai, usa un'altra fantasia. No, vecchio, cosa ti dici? Allora, dice, bevi un bicchiere d'acqua, ti dà ragione. Dai, scusa Paolo, so veneto come di te. E scherzo, va benissimo, scherziamo tutti, però ragazzi,
non si può scherzar più su 'ste robe. Perché io mi auspico sempre che meno ragazzi giovani si perdano come mi son perso io e quindi cosa? Che mi vada a fare rapine, mi vada a lavorare, vada a scuola, coi sacrifici, eccetera, eccetera. Allora, Salvatore Mazzitelli, io. Esatto, hai ragione, bisogna stare attenti come si parla. Grazie DJ Rossetto. Salvatore Mizzitelli, io. Il scherzo è bello quando dura poco. Hai ragione Salvatore, bravo, grazie, grazie. Ragazzi miei, mi pare che qui vada tutto bene, 50 minuti, 40 secondi. Vi chiedo perdono, perdono e perdono. Allora, ribadisco, a giorni metteremo le date dei casting, però voglio ricordarvi che il mio libro si può sempre acquistare. Scusate, non è che adesso basta, non comprate più il libro perché che se il film, eccetera, eccetera. No, il mio libro dovete comprarlo perché dobbiamo buttar su la casa, perché tenete presente che i soldi del film io inizierò a incassarli probabilmente nel 2021, ai primi mesi. Quindi, signori, non so se mi spiego. Il progetto costa 5 milioni, bambini, 5 milioni. Ve par poco. 50.000 metri di terra. 50.000. E bisogna dare da mangiarsi putei o no? Quindi, ragazzi, comprate il libro in massa. No a massa Carrara, ma in massa, in molti. Amazonlibri.it, Messaggerie Sarde, Feltrinelli, Ubic, Mondadori Store, ancora, e poi è sparso un po' dappertutto, ma mi telefonate 324 05 03 675, vi rispondo io di persona, il libro ve lo dedico, lo spedisco io a casa vostra. C'è il mio sito giampaolomanca.com, mi potete anche contattare in quel modo. Vi ripeto, il libro lo spedisco io a casa vostra. Se siete della zona vengo a portarvelo io, un libro, mezzo libro, vengo io, dov'è il problema? Il libro è un mezzo per condividere, condividere e condividere le gioie, i dolori, di stare assieme. Bevemo qualche spritz, qualche prosecchino, perché no? Quindi ragazzi miei, il libro serve anche a questo, a conoscerci. Io ho conosciuto tanta di quella gente, i loro problemi e le loro afflizioni, i loro dolori. Io ero con loro in quel momento, quindi ecco cosa ha fatto questo libro. Sto libro scritto da uno che non è uno scrittore, perché io non lo sono, lo sapete tutti che non sono uno scrittore e nemmeno ho mirato ad esserlo, ma stiamo scherzando, i scrittori sono altri. Io non c'ho laurea, non c'ho niente, mi non ho niente, però ho il cuore, che magari tanti scrittori non io ha. O capisti? E questo me li rivolgo ai siciliani. O capiscisti? Ai calabresi. Voglio, hai capito o no? Ai napoletani e i sardi o comprendi tu. Però adesso pensati, sono mezzo sardo, non so neanche una parola. Sì, qualche parola sono in sardo, ma qui brutte. E se è meglio che non vi dica. Meschineddu, ecco, meschineddu vuol dire poverino. Allora, Salvatore, io faccio poco, quel che poco lo faccio fare gli altri. Passeggio la mattina per essere libero il pomeriggio, scherzo, ciao. Adesso Santoro, cari saluti da Torino, attendo l'uscita secondo lui. Ciao Federico, oh, mi ricordo di te, caspita, tutto bene? Teo Bazzo, grazie per questa diretta. No, grazie di cosa? Grazie a voi che ci siete stati. Sto leggendo e parteciperò al casting. Martina Gall, sto leggendo e parteciperò al casting. Lei cosa sta leggendo? Mi perdoni? Mi perdoni, Martina. Oh, sì, lo diciamo? Lo diciamo? Questa è la signora che... no, non lo dico, voglio che lo dica lei. Comunque, signora, buongiorno, ci vediamo oggi, come d'accordo, e se sarà un successo, ci auspichiamo che lo sia, anche con il suo aiuto. Mawel Full, c'è un fatto che è successo in prima media alla Dante Alighieri, che faceva prevedere il buono di oggi, un incidente ad un nostro compagno. Mamma mia, ragazzi, rimango basito. Non si fanno queste cose. Chi sei tu, scusami?
Mi puoi dire chi sei? Mi son commosso ragazzi, quando parliamo di Dante Alighieri ero piccolino e questo signore dice che c'è stato un episodio dove un ragazzo si è sentito male, almeno così ho letto, e quindi si capiva che in me c'era. Allora, c'è un fatto che è successo in prima media da Dante Alighieri che faceva prevedere il buono di oggi. Un incidente a un nostro compagno. Tu avevi organizzato una colletta e le visite in ospedale. Grazie di questo ricordo. Ma son passati molti anni. Grazie, grazie di questa cosa. Grazie veramente. Allora, dunque qui c'è scritto Fantasioli, fai pri Martina, grazie, grazie Martina. Giuliano Corlesco, Giampaolo, ieri sera ho cucinato i bigui. Ah, mamma mia che buoni. Non mi sono dimenticato che te li devo far assaggiare con Manuela Armando. Cioè, ma non so cosa che ti aspetti chiamarmi, scusa, sa, che maniamo in tel libro che Ghese, riferimenti con nomi, eccetera. Così si riesce a capirvi cosa si capita in te particolare. Michele Berto, in tel libro Ghese, riferimenti con nomi, eccetera, così si riesce a capir ben cosa si capita in te in particolare. Allora, i nomi che io cito nel libro, intanto io parlo dei ragazzi e quindi non dico mai il nome della persona che era con me in quel periodo. Primo. Secondo, e se c'è qualche nome, sono persone computate con me, processate con me, condannate con me e quindi o persone decedute e mi posso permettere di citarli perché amici miei e quindi se ho sbagliato qualcosa non certamente per recare danno alcuno. Se volevo non facevo 37 anni di galera e quindi insomma ragazzi, se uno capisce, capisce. Tanti saluti dal Friuli. Antonio Poletti, io verrò presto. Sì, sì, sono a Gorizia, sarò a Gorizia, vengo anche lì. Michele Berti, Talliva, Martina là, Martina, ciao Martina, mi fa piacere che sei qui, che ascolti la diretta. Fammi i complimenti, son bravino? E non sono un attore, che caspita. Però sono sincero, sono quello che vedi, poi lo sai. Giampaolo ieri sera ho cucinato i bigli. Ah, okay. Bevi un bicchierino di amaro del Capo, è buonissimo. Forse l'ho già bevuto, però non lo ricordo. Va bene ragazzi, io adesso credo che son 58 minuti che parlo, però mi ha destabilizzato quel ragazzo che mi dice che la Sanudo alla Dante Alighieri, io ho fatto una colletta per un ragazzino che si era fatto male. Caspita, mi ha fatto veramente dai, mi son commosso perché saresti un ottimo attore monologhista. Ah, grazie Martina, grazie. Cioè che devo parlar solo mio e basta. Questo vuol dire monologhista. Io anche se sono ignorante, però deduco che mono significa solo. Beh, dai, mi butterò al teatro, dai. Se mi aiutate farò un po' di teatro. Allora, grazie, grazie. Allora, sì, sei grande, te a fa capire. Per me ti sei una persona speciale. E vedere così adesso me fa capire che ti sei che sei una persona buona e de cuore, te voglio ben. Ecco, il solito vecchiaccio che si commuove, però, ci sta anche questo ragazzi. Io son quello che vedete e quindi sono questo, sono una persona vera, con tanti, tanti difetti, troppi. Ehm, Salvatore Mazzitelli, la terza media, scusa per gli errori ortografo. Bianco Deni, lo so che è una domanda molto impegnativa. Se vuoi rispondi, se no, no. Ma quando sei cambiato? Ma io credo che, mhmm, io ero isolato e ci sono accadute degli episodi e quando sei disperato, citi la mamma mia,
oh Dio mio. E io ho chiesto a Dio che mi aiutasse, ma non perché ero in galera, assolutamente. Io ero lì, non mi faceva né caldo né freddo. Avevo bisogno del suo aiuto, e Dio è intervenuto, e quindi da quel momento, ho deciso che mi dovevo donare agli altri e aiutare chi avesse bisogno, e basta dai. Ho conosciuto Paco 8 anni fa, aveva fatto un corto per un mio amico regista a Milano. Chi te l'ha dato il soprannome Doge? Ma il Doge perché son di Venezia, abitavo in un palazzo su Cala Grande. Dicono che sono una persona elegante, però signori mi avete fatto commuovere, basta. Adesso vedo a bere un spritzetto. No, no, sono a casa e ne bevo una ombretta de rosso che mi prepara Lela, Manuela. Allora, ora vanno gli storytellers, io non so cosa vuol dire, monologhisti che raccontano storie ad un pubblico. È vero, saresti perfetto, ma attenzione, non scema con te. Questo perché il cuore è il cuore che parla. Grazie della risposta, spero che vada tutto bene. Martina, vero, sei elegante. Ah, elegante, insomma, uno l'eleganza ce l'ha dentro, non sono i vestiti che ti fanno elegante. Però se dopo c'è una bella giacca, una bella camicia, perché no? Però io credo che l'eleganza di una persona venga dall'animo. E poi so veneziano, signori, dai, sapete che ci tengo tantissimo a questo. Grazie della risposta. Ciao Giampaolo, nel film Faccia d'Angelo come ti ha rappresentato Pagotto nella tua parte del Doge? Ma allora io dico che Pagotto è stato bravo, bravissimo. Intanto non mi conosceva, però probabilmente ha letto delle cose che mi riguardavano, e insomma dai, è stato bravissimo, è stato molto bravo, e da lì si capisce la caratura che ha Diego. Per quello l'ho voluto con me nel film, quello internazionale, perché Diego è un grande attore, ragazzi, ma grande davvero, perché nella vita normale lui è una persona docile, tra virgolette docile, nel senso calma, educatissimo, è meraviglioso, però avete visto, facendo la scena del Doge, mamma mia, si è trasformato. Delle volte lo guardo e gli dico: "Ma scusa, ma come ti sei permesso di fare una roba del genere?" E fa: "Giampaolo, scusami, sai, me l'ha detto il regista di farlo." Va bene, dai. Comunque è un bel numero. Ehm, Dunque nei modi soprattutto, nei modi no, i modi eseguì, ma cioè, se una persona è educata, basta, no, cioè non serve. Ce l'hai dentro e basta, insomma. Io non ho fatto solo il delinquente, ho fatto anche la persona per bene. Poche volte, ma l'ho fatto. Allora, non ti fidare dei preti, la fede è personale. Io non mi fido chi predica e fa morali. E poi vanno in giro con le carte d'oro. No, no, questo devo dirlo, concordo con te questa cosa, però non facciamo tutta un'erba un fascio. Qualche prete di periferia è da elogiare, non sono nei palazzi, e quindi dai, la Chiesa allora io dico questo: Dio non voleva queste cattedrali, non voleva queste cose immense, soldi, banche, eccetera. Dio vuole altro ragazzi. Vuole che tutto quello che abbia la Chiesa, di quello che raccoglie, venga donato ai bambini poveri, alle persone povere, ai malati, aiutarli. Questi qua, e facendo così, i cristiani se ne vanno, eh. E che caspita. Ma date una scossa a Papa Francesco, mandali a fanculo tutti. Scusate, ci vuole la parolaccia della domenica, però se lui non mette mano, ma sappiamo, no, la Chiesa cosa ha fatto? O parliamo delle crociate in nome di Dio, ma in nome di Dio si uccide qualcuno. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Dai. Vabbè, okay, ho esagerato, scusa. Armando Manca, grande Armando mi ha preso alla vigliacca. Va bene dai. Qui da Cap Canaveral, il vecchio Giampaolo Manca, che avete fatto commuovere, disgraziati, vi saluta
Mannaggia a me, mannaggia a voi. Allora ancora grazie di tutto quello che avete fatto per me, di tutto quello che fate ancora. Ragazzi, il libro è lì che vi aspetta. Sono andato sì, sono andato in ristampa di nuovo. E cosa posso farci? Lo vogliono tutti. Cioè, ci sono quelli della stamperia che mi dicono: "Signor Manca, basta, non ce la facciamo più". Va bene, dai. E così è andata, così andrà. È una storia che vi ricordate La storia infinita? Questa sembra una storia infinita, però dai, vuol dire che doveva accadere tutto questo. Il mio sceneggiatore Carmelo Pennisi, che è quello che ha fatto Papa Wojtyla, ha detto: "Giampaolo, se tu sei oggi questo, ma tu sai che se tu non eri quello di un tempo, tu oggi non saresti questa persona?" E quindi, che dirvi? No, certo, è un assurdo, no, questo. Come dovevi fare il male, dovevi arrivare a essere quello che sei stato per capire cos'era il bene? E per essere quello che sei oggi? Era meglio non esserlo stato ed essere una persona per bene, certamente, dico io. Però purtroppo cosa? Allora, vi ho detto della Russia? Sì, mi pare di sì. Allora, il libro è stato tradotto in Russia, a novembre vengono giù, faremo un grande, come si dice? Faremo un book fotografico, perché così vogliono raccontare la storia con le fotografie. E il libro poi, appunto, il libro è stato tradotto in russo, andremo verso il 15 dicembre a Mosca, e ha detto che se, come si dice, e gran casse, no, e gran casse, e che se, e mi farà, che sarà fanfara, dai. No, è fanfara che suona corrivemo. Comunque, dai, sono orgoglioso anche di questo, da Svidania, io non parlo proprio niente, però andiamo a vedere sta Russia fredda e andiamo a vedere il compagno Putin. Ma che ne so. Però può anche essere, però non dico niente. Grazie per le risposte, hai pagato i tuoi errori in prigione, sei incambiato. Grazie Bianco, Dennis, scusami. E quindi cosa? Vi saluto, ribadisco, grazie infinite, grazie ancora. Ai casting, venite col mio libro, se no non vi faccio neanche entrare per la porta. Ci sarà Armando di Sentinella, lui non vi chiede i documenti, non abbiamo quella, ma non esiste proprio. Lui vi chiederà il libro e vi dirà: "Fammi vedere il libro di mio papà". Se c'hai il libro entri, se non c'hai il libro non entri. Understand? Però aspetta, però il libro non è che dopo tu lo passi a quello che è di dietro che ti aspetta. Mannaggia a te. Beh, cioè non sei passi, va bene, vi voglio bene. Che dirvi? Armando fa sempre lo stupido e mi dice grande doce: "Armando mio, ti amo, come amo la sua mamma". Beh, tanto lo sapete, l'ho detto pubblicamente oggi, e vi dirò di più: presto ci sposiamo. Eh sì, io e la Manuela non siamo sposati. Siamo sposati davanti a Dio, questo sicuramente, però diciamo che non siamo sposati. E siccome io la supplico sempre, alla mattina quando mi alzo mi butto in ginocchio e gli dico: "Ma ti me vuoi sposar, sì o no?" Lei mi guarda, fa: "Non so sicura". Manuela che fa so: "Se passa 47 anni, insomma, se non ti me sposi adesso, continuo a sposar da morto". Quindi e poi voglio fare un matrimonio meraviglioso, un matrimonio stupendo, che rimarrà per tutta la nostra vita. Allora, Marco La Talpa, ciao mitico, ma che mitico, mi so Giampaolo Manca, un bel disgrazià e basta, non so mitico. I mitici sono altri ragazzi, sono quelli che hanno fatto il bene dell'Italia, quelli che hanno lavorato una vita, quelli che hanno dato la vita per l'Italia, per la nostra libertà, quindi Giampaolo Manca non è proprio niente. Questo qui mi manda tanti bacetti, viva il duce. Ah, se tu sei di destra, perché no? Anche se il duce, dai, capisci a me, era meglio che evitasse certe cose. Marco Pellegrino, ciao grande Giampaolo, ciao Marco, ciao Vecchio. Ah, Marco abita in Germania, conferma Marco? Per cortesia, vuoi confermare che abiti in Germania?
Andrea Fiori non è una carta che fa la felicità. Bravo, bravo, bravo. Marco La Talpa, lo so chi sei, caro. Marco La Talpa, lo so chi sei, caro. Ok. Martina Cai, che bello che vi sposate. Beh, certo, sarebbe ora il tempo. Se no anche perché dopo MMO si sposa con altro. Cioè, scusa, sa, io non posso perderla, siamo matti. Arriva un piccolo paino, mi porta via. Ma chi? Come chi dice Venezia, come che dice mio figlio. Ma chi? Ora sono a Napoli, mannaggia, ma sono a Napoli, sì, ma lavoro lì. Beh, vuoi che non me lo ricordi? Mi ricordo sì. Che ancora? Pellegrino, ciao, grande. Bianco, ultimissima domanda. In quante lingue tradurrete il libro? Allora, inglese, russo, francese, spagnolo, claro che sì, e probabilmente anche in portoghese, italiano. Se fosse stato per me, io avrei fatto in veneziano, ma non si poteva. Qualcosa di Venezia c'è, però comunque in 5-6 lingue, dai. Francese certo, habla spagnolo hermano, io non hablo nada. Allora, ti seguiamo dalla Germania in tanti, anche i miei colleghi qui ti seguono. Oh, come si dice? Good morning? No, va bene. Ciao ragazzi, ciao. Ci seguono dalla Germania in tanti, anche i miei colleghi qui ti seguono. Salutami tutti i tuoi colleghi. Che potrei anche tradurlo in tedesco, perché no? Perché no? Perché no? Ok, Salvatore e calabrese. Compare, lo faremo in calabrese. Allora, quando esce il film? Quando esce il film? Allora, Marco, il film esce a agosto, fine agosto del 2020. Iniziamo le riprese a gennaio. Good morning, ja bitte, ja, good morning, ja. Fastenzi, Bondebal. Dunque, good morning, Alberto Bosco, ciao eccolo qua, Alberto Bosco, lui è inglese, sì però ragazzi, sapete che parlo inglese. Cosa c'è scritto qua? Sutton, cioè, Bondi, Sutton, ma mi non so buono in inglese. Dai sì, cosa Marco Pellegrino? Ok, Salvatore, scrivere in calabrese, mannaia, scrivere bravo, hai detto bene Salvatore, che lo scrivessi in calabrese. Marco, sei un grande, troppo, un tipo sano, il doge è unico. Un tipo sano, il doge è unico. No, sai quanti dogi ci sono stati? Che brutta. No, non tutti hanno fatto una brutta fine. Però dai, il doge ha fatto la storia a Venezia e io, anche a mio modo, chiedo perdono sempre, l'ho fatta anch'io, nel mio piccolo. Sì, Andrea Fiori, ti sposi a Venezia nella tua prima chiesa. È calmo, ma potrei anche sposarmi nella chiesa dove sono stato battezzato, o devo andare per forza a San Giovanni e Paolo a sposarmi? Capisci a me, se hai letto il libro. Allora, perfetto, però Teo Bazzo, il matrimonio nella chiesa di Dogi, ma tu sai che mi hai dato una idea? E se dopo i Dogi risuscita e mi spacca la testa? Ma lei come ti permetti tu di essere qui nella nostra casa? E vabbè, mi sono Dogi di quelli che si arriva dopo. Allora, sei un grande, eh? Armando Manca, e il naso ti vuole un fazzoletto. A mio figlio ha detto che cosa vuole fare? Mi ero commosso Armando. Si implacica la giustizia come i vecchi, ma mi so vecchio. Dove è il problema? Viva l'Italia, il Doge è qua con noi. Questa è bella, questa mi è piaciuta. Marco, viva l'Italia, il Doge è qua con noi, sì. I Dogi ne avranno indulgenza, appunto. Però non so se avete visto, ero proprio nella chiesa di San Giovanni Paolo e sono entrato, sono andato a chiedere perdono a San Sebastiano. Dai, era doveroso farlo. Quella volta me l'avevo adottato. Tornando indietro ho visto la poltrona, sì, la poltrona. La poltrona, no, la poltrona si dice un'altra cosa, del Doge. Oh ragazzi, è stato più forte di me, mi sono seduto e mi hanno fatto le foto anche. Ma dai, Giampaolo, ma vuoi smettere? Ma fai il serio? Hai 65 anni, ma credi di essere un bambino sempre? Però c'è un po' di Peter Pan in me, come dice la Manuela, eh? C'è sempre, dai. E viviamola sta vita, anche se ci dà molti dispiaceri, ci sono molte cose brutte nel mondo, però io ragazzi ho tanta voglia di vivere.
tanta voglia di vivere, mi pare di essere sbarbato. Però Emanuele mi dice, vecchio, con arriva ai 9 che sono. Amore, ma ti sei vecchio, ti ha 65 anni, ma ti pensi di essere ancora sbarbato? Io la guardo, conto fino a 1, 2, 3, 4, ai 5 con già c'è il sono. A proposito, dice che è russo, ma a me non mi pare. Maria Vergine. Ah beh, i dogi ne avranno indulgenza. Viva l'Italia. Marco Pellegrino, scusa Giampaolo, ma il personaggio del Moro è realmente esistito? Ma quando mai? E che io sto Moro? Ma il Moro? Ma il Moro di chi? Il Moro di Venezia? Ah, io non voglio, sembra che, no, io non voglio parlare male di quella fiction, per rispetto a Dico. Ma se dico che era quello che si sta, scatta, eh. E il Moro, non si è mai esistito il Moro. Chi sia sto Moro? E c'era Moro di Cavè? Ah, può essere. Ma il Moro? Va bene, adesso veramente vado via, anche perché ho una fame che mangiaria un braccio a Emanuela. Dunque, Marco Doge, ti posso fare una domanda? Sì, ma purché non sia privata? Dimmi vecchio, dai, dimmi Marco, dimmi tutto, dai. Marchetto, mi vuoi dire o no? Ah, tu dici, aspetta che scrivo, vabbè, scrivi. Buon pranzo, ho capito, ma dove sei io? Rifaresti tutto? Serie di testa? Come faccio? Come rifarei tutto? Cioè, ma tu hai capito che vita ho avuto? Non si può, non si può. Cioè, allora sono qui davanti a questo schermo, vi spiego della mia vita, un po' della mia vita, mi commuovo e rifarei tutto, ma non esiste proprio. Non è, cioè, allora è tutto un bluff, mi sto pubblicizzando per il mio libro, per prendere tanti soldi, per spendere, espander. Cioè, ragazzi, no, no, non mi potete fare queste domande qua. Rifarei tutto. Cioè, ma tu sai cosa ho combinato nella mia vita o no? Sembra quasi che non conosci, non sai. Insomma, dai. Dov'è? Marco, Marchetto mio. Dai, non sono domande da fare, scusami. Va bene, cosa dire? 1 ora e 17, no. Neanche un film non dura così tanto. Ragazzi, vi amo, vi voglio bene, vi faccio a tutti gli auguri. Alice, no, non ti conosce. Appunto, perché per farmi questa domanda. Ah, ribadisco, per piacere iscrivetevi al canale YouTube. È gratis, non si paga niente. Alice, buon pranzo. Alice, anche a te, a tutta la tua famiglia. Allora, buon pranzo a tutti quanti. Ribadisco, io non farò mai il casting degli attori. Non ho le competenze e poi, insomma, perché lo devo fare io? Ma poi gli attori sono già stati presi, quindi che casting degli attori? Gli attori, che già fatto tutto quanto, che già firmato i contratti. Io farò il casting delle comparse perché Francesco Di Silvio mi ha detto questo, chi è che viene a fare i casting? Uno che non sa niente di Venezia? Lo farò mica, che so di Venezia, no? Giusto? Con i miei collaboratori veneziani, eccetera, eccetera. Allora, salve, felice con tutte le... sono felice con tutte le palle che raccontano il nuovo governo. Questo saranno, non compro le palle per l'albero di Natale. Bravi, bravi. Grande Salvatore, ma sai che sei un bel numero? Grande, sei molto simpatico, Salvatore. E ti prometto che vengo a trovarti in Calabria. Però voglio l'anduia e la sopprezzata, compà. Compare, me la comanda, Va bene, io credo che 1 ora 18, 56, 59, 1 ora 19. Vi voglio bene, vi amo, però ricordatevi che il libro si compra sempre, si compra ancora. Quindi vi ho dato tutti gli estremi per comprarlo. Vi ho dato il numero di telefono 380 198 2241. Ribadisco 380 198 2241. Anche in questo numero potete acquistare il libro. Vi rispondo io di persona. Poi se c'è qualcuno che mi vuol dire parolacce, mio, sì, non c'è problema. Tanto lo registro. Lo capisti? Ciao a tutti, grazie di cuore. Ci sentiamo presto. Grazie. Grazie da parte di Manuela, di Armando, del nonno Mario e della mia gattina, la Lulu. Vi amo. È finito? Sì.